Piacere questo tipo di eventi, diciamo, che ricordano poi il passato glorioso della bolla, e vederlo ritornare anche in momenti così, tra virgolette, non semplici è una cosa positiva, insomma, perché una serata di questo tipo credo che sia, mi complimento anch'io con Vanessa, fa veramente delle volte emozionare. Mi piace l'idea anche della, che ha detto prima, anticipato il direttore, di questa apertura che stiamo portando della bolla verso l'ambito veronese. Parlavo prima con qualcuno in questo ultimo mese, abbiamo avuto più di 500-600 persone tra sommelier piuttosto che i soci conferenti per dei progetti un po' particolari, la scuola di potatura che abbiamo inserito, la scuola di potatura permanente che abbiamo inserito all'interno della bolla con l'Università di Verona e con Simoni Tessier, quindi tutta una serie di eventi che la aprono, diciamo, in una maniera importante sul territorio. Gestire, venendo piano piano al vino, gestire comunque un cambiamento in un'azienda così importante, con un brand così importante, non è così semplice, e credo che bisogna anche essere posati nell'imprimere questi cambiamenti. Perché questo? Perché da enologi spesso si è portati a muovere in una maniera molto molto forte i prodotti per cercare di portarli in auge, di avere successo immediato. Invece noi purtroppo come direttori di produzione piuttosto che enologi siamo una finestra all'interno dei vini che fa un'azienda, no? Io oggi ho aperto tutti i vini dal 1986, il primo vino, fino al 2001 del Creso, e sostanzialmente anch'io farò un piccolo percorso, e quindi ci vuole la capacità delle volte di saper interpretare un po' il disegno iniziale, di capire un po' il momento e di dare delle risposte. Questo è un aspetto molto molto importante. Noi alla bolla abbiamo iniziato il lavoro sulla parte, diciamo, sul cuore dei vini della bolla, dei vini che venivano e vengono tuttora venduti all'estero, in Italia, così, pensando solamente adesso alla parte un po' più alta, alla parte delle punte. La parte, diciamo, il cuore della produzione della bolla l'abbiamo mossa così, dettati da un profondo rispetto del brand, un profondo senso di responsabilità, perché comunque, e qua c'è qualcuno che lo può dire meglio di me, insomma, la bolla ha portato il vino italiano nel mondo, quindi un rispetto nei confronti del brand bolla prima, che ha fatto la storia del vino italiano, un rispetto per il vino italiano che va nel mondo. Leggendo ieri, così, sfogliando il libro I miei Bolla, leggevo una frase di Alberto Bolla che diceva sostanzialmente prima la serietà e poi la qualità. Sono dei concetti che secondo me, che a me piacciono molto e li sento in una maniera molto molto profonda. Sulla parte, diciamo, base dei prodotti abbiamo cercato di attaccarci sempre di più al territorio, sempre di più alla materia prima, sfrondando tutto quello che era il resto, e adesso piano piano ci stiamo portando sulle punte, anche perché ci vuole un po' più di tempo per prepararle, per portarle in cantina. Non abbiamo perso tanto tempo, siamo usciti l'anno scorso con il Retro, che ci ha dato delle soddisfazioni interessanti. A me piace molto come progetto, perché è un progetto che è trasversale ai mercati, trasversale ai canali, quindi è il vino italiano, è il soave che viene presentato a tutti, e quindi deve essere il soave giusto con la G maiuscola. Sono cose che sembrano semplici, però in realtà sono cose anche abbastanza difficili. Abbiamo in gioco anche altri vini che non ho assolutamente deciso di toccare da un punto di vista stilistico, in particolare, che avremo modo forse di assaggiare in futuro, l'Amarone Origine, che verrà portato a riserva, quindi anche lì un percorso che stiamo creando all'interno della cantina. E poi abbiamo cercato di rivedere, di rimettere a punto il Creso. Come ci siamo mossi? Ci siamo mossi soprattutto così, leggendo nei bicchieri un po' di storia del Creso. È nato sostanzialmente con due aspetti molto forti. Uno che era la parte un po' dell'uva comunque surmatura da una parte, e dall'altra parte questa entrata del Cabernet, no? Dove all'inizio era un vino da tavola veronese, poi a un certo punto è passato
a vino, a Cabernet veronese per arrivare ai GT delle Venezie. Noi vogliamo riportarlo in ambito veronese, quindi con il GT Verona, e dove sicuramente con il nuovo assetto della bolla si vuole riportare la bolla sempre più in ambito veronese, quindi abbiamo girato un po'. Prima era il Cabernet che veniva sostanzialmente complessato dalla Corvina, a un certo punto noi abbiamo fatto la Corvina che doveva essere complessata sostanzialmente dal Cabernet, quindi viene fatto in una maniera tra virgolette molto semplice ma molto attenta, tra virgolette semplice, quindi c'è questa surmaturazione diciamo del Cabernet, circa un 35% di uva Cabernet che viene messa a riposo e quindi viene surmaturata, e poi viene fatta dall'altra parte, viene preparato il vino base di Corvina, e a un certo punto c'è una rifermentazione, quindi una sorta di governo alla Toscana per cercare di dare ancora un po' più di struttura, di complessità a questo vino. Chiaramente quando era stato studiato negli anni, si parlava prima delle prime barriche, quindi abbiamo cercato di lasciare questa impostazione senza eccedere all'interno del mondo barriche, quindi del mondo tostature, vaniglia e quant'altro, quindi cercando un po' di misurarlo, però abbiamo lasciato un vino diciamo di questo tipo. Ripeto, è appena nato, quindi lo vediamo nel bicchiere. Noi siamo entrati nel 2009, questo è un 2010, e credo che sia un percorso che dobbiamo fare anche noi per cercare di fare questi vini. È un vino che comunque si riallaccia in tutto e per tutto alla storia della bolla e non ha nulla a che vedere con gli IGT che vengono proposti adesso, quindi non è nato sull'onda dell'IGT, ma è nato sull'onda del Creso. Ecco, io credo che queste sono le cose che possiamo dire di questo vino. Mi fa veramente piacere ancora una volta questa serata, e poi sono a disposizione per i tecnicismi più dettagliati. Va bene, grazie.